Amici di Sportisil, appassionati di calcio, ben trovati allo Stadio Lombardo di Casteltermini, di fronte Gemini e Villarosa, seconda gara del triangolare valido per la promozione dei playoff, promozione del campionato di prima categoria. Nel tentativo di uscire, allora Cimino va da solo, lo scambio con Cocimano che funziona, Cimino a tu per tu con Bonomo, Cimino! Vantaggio Villarosa, all'improvviso la prima giocata è quella buona e Cimino mette a segno il gol dell'1-0. Intervento su Corso che mantiene il possesso, Petruzzella prova a passare, Petruzzella ingresso in area, Petruzzella il tiro! Da parte di Kader il salvataggio in calcio d'angolo provvidenziale. C'è il fischio dell'arbitro per la punizione di Kader, il colpo di testa a mettere fuori, poi ancora Petruzzella che ci prova, altro pallone che rimane lì, Amico la tiene, poi la palla toccata per Bangura, poi il tentativo deviato, per poco non diventa buono per Caba, ma è calcio d'angolo per il Villarosa. La battuta, colpo di testa di Messina, poi attenzione al tentativo, al volo! E il gol del 2-0, ancora Cimino, con una battuta imprevedibile che vale lo 0-2 in favore del Villarosa. Questa volta è una perla. Intanto c'è la fuga da parte di Lio. Lio può andare, Ader accanto a lui, Ader guarda la porta, va al tiro! Ader accorcia le distanze e il Gemini è ancora vivo grazie al suo giocatore di maggiore estro che trova il punto giusto per battere Amico, e allora c'è ancora una partita, e allora è ancora Ader a battere dalla bandierina. La battuta verso l'area di rigore, colpo di testa! Messina! Il pareggio del Gemini che l'ha ripresa subito nel giro di pochi minuti da 2-0 a 2-2. Proprio Lio, mentre corre dall'altra parte Cocimano, il tiro traversa, poi Cimino in fuorigioco, ma occasione gigante per il Villarosa, per Lodico Di Salvo, il lancio per Cocimano, il tiro di Cocimano e il volo di Bonomo a mettere il pallone in fallo laterale, ancora Cocimano da Ferrara, poi la tiene in campo Lio che evita il numero 4 avversario. La giocata di Lio che sta provando a entrare in partita, evitato anche Lodico, la palla messa in mezzo, non c'è nessuno sul primo palo, ma arriva sul secondo, il tiro e Amico su Corso, Messina fa sponda su Lio, Lio prova a scavalcare, a cercare Zeus, 3-2, il gol di Zeus in posizione regolare, il Gemini passa in vantaggio ed è pandemonio a Casteltermini. Per Cimino, il controllo a seguire che manda al Barzaccone, Cimino guarda la porta, pensa al sinistro e la palla alta, non di molto, sopra la traversa, però è guardato a vista dalla difesa avversaria. Cocimano viene fuori, adesso in aria, Cocimano, il dribbling, Cocimano ancora fermato, poi è palla ancora buona, ci sono due giocatori a terra in area, il cross di Capa, colpo di testa a metter fuori Cimino, la finta, Cimino con la palla dentro, Bonomo ad evitare il gol, poi ancora Lodico, l'ultimo tocco è il suo, e Gemini che quantomeno tiene lontana la minaccia. Bangura interviene, ma è finita la partita, il Gemini batte il Villarosa per 3-2 con una rimonta dallo 0-2 dopo la doppietta di Cimino nel primo tempo.